di quella che abbiamo, stiamo semplicemente facendo l'elemosina per cercare di tagliare di qua e di là e alla fine poi quelli che ci rimettono sono sempre i cittadini del Veneto. Per quanto riguarda Padova, poi non so quanto contenti siano i padovani, visto che si è partiti da una campagna politica, se non erro, del sindaco che diceva attuale di fare l'ospedale nuovo sul vecchio, poi rendendosi conto che evidentemente era una sciocchezza, hanno spostato, però non andava più bene Padova Ovest, cui invece la regione Veneto aveva già dato ampio spazio con il project financing. Alla fine hanno detto no e hanno anche plaudito il fatto che il governatore abbia detto non si fa più nulla in project financing. Adesso vengo a sapere, a leggere dai giornali, apprendo che l'ospedale verrà forse fatto a Padova Est, però con il project financing. Questo è l'esempio di come la politica veneta anche in questo senso sia assolutamente irresponsabile. Non so cosa ci sia da esultare e dire che il Veneto ha una grande sanità. Fortunatamente ci hanno lasciato in eredità una grande sanità, ma io penso che sia destinata a diventare sempre più scadente. Ad esempio a Padova sono a corto anche di infermieri e anche di medici. Mi fa concludere, visto che l'ho innescata io sta cosa, che prima andava bene per finanza e progetti, ci ha fatto uno studio, erano tutti quanti, non so, dei ragazzetti così che avevano tempo da perdere, andava bene Padova Ovest. Poi arriva Bitonci che evidentemente ha scoperto che non era l'area magari più giusta per fare l'ospedale e allora si capovolge tutto. La regione, quando aveva in qualche modo supportato il progetto a Padova Ovest, non aveva fatto queste valutazioni. Adesso viene fuori che bisogna assolutamente spostarlo. Queste cose qua fanno ridere. Poi non è l'ubicazione dell'ospedale che andrebbe fatto evidentemente per andare incontro ai pazienti, la logistica oltre che anche un conto economico e finanziario. È la politica anche in questo caso che decidono no da una parte, no dall'altra sì, anche perché progetti e finanza, se non viene coinvolta c'è una bella causa da fare per 100 e rotti milioni di euro, mi sembra. Non so se questa è grande politica, a me sembra politichetta con la P minuscola. Ma per lei si sente tranquillo? Beh, diciamo che c'è da poco essere tranquilli, visto che abbiamo un ministro dell'interno che forse è il peggiore degli ultimi 30 anni, non che gli altri fossero di gran lunga migliori. Si è perso, mi sembra, una cosa come 10.000 persone che non sanno dove sono, se sono profughi, se sono persone scappate dalla guerra o meno, eccetera. Allora, da essere tranquilli non c'è. La sicurezza mi sembra sia evidente anche dai dati che da poco ha pubblicato il Sole 24 Ore, scusate. Parlando di Padova è scivolata al 51esimo posto e supera Napoli per furti e scippi. Allora, però c'è da dire che la stessa classifica metteva Treviso, mi pare, al secondo posto dopo Pordenone. Sì, poi Italia oggi però conferma questi dati sulla sicurezza, allora diciamo che non c'è da essere tranquilli. Ripeto, poi le forze dell'ordine hanno le mani legate, qui abbiamo anche un ex generale dei carabinieri, è inutile che portino in galera la gente se poi il giudice 5 minuti dopo li lascia liberi. Non c'è la certezza del diritto in questo paese, credo sia evidente. I furti continuano ad aumentare anche perché non c'è nessun deterrente, nessuna forma di deterrenza. Uno che fa un furto il giorno dopo, visto che poverino era senza lavoro, che non aveva i soldi per mantenere la famiglia, si rilascia e allora la legalità in questo paese purtroppo va a farsi benedire, tanto per usare un eufemismo.